I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony. Questa sera Generazione Non Stop a Villa Frati. Ok, mi hanno obbligato a mettere questo cappellino dedicato alla Ceres, perché serata rigorosamente Ceres. Una buona serata. Beh, noi iniziamo, vediamo tutti i giochi, tra l'altro, che faremo fare anche in questa serata qui al Déjà Vu. Sono fatti nuovi. Occhio Brigida, controlla, muoviti come vuoi. Su in piedi, vai. 30 secondi, guarda come sei col bacino. Fabio, me li punti in pari, così quando non c'è bisogno spegniamo il nostro. Ecco, lei piano piano, guardatela, con calma. Oh, abbiamo trovato Paola. Ciao Paola, vieni qua, vieni qua. Ciao, buonasera, buonasera. Eccoci qua al Déjà Vu. Allora, gran serata Ceres. Sì, questa sera sì. Allora, come va? Come va? L'estate di 2012 qua vedo che avete fatto un locale fantastico. Bene, bene, c'è stato abbastanza caldo e quindi i ragazzi sono venuti tutti qui a farci divertire un po'. L'altro sabato serata Jack Daniels, ora serata Ceres, Sì. è stato comunque un'estate molto veramente... abbastanza piena, adesso avremo sabato prossimo la Notte Bianca e quindi ci sarà ancora più movimento di questa sera ovviamente. Ok, con comodo, piano, dice, lo vuoi un sparo, che così? Sì, un pezzetto un po' cosprato come fa. Se l'ho troppo lunga! Concentrati! È troppo lunga, dici. Vai che ce la fai se ti impegni. Questa sera gran serata per la Ceres qui al Déjà Déjà Vu. Vu. Bello, allora Fabio, il proprietario? Sì, assieme a Paola. Paola abbiamo intervistato prima, ma non te lo posso dire cosa mi ha detto su di te. Dai, anche tu mi devi dire una curiosità su Paola. Qualcosa che ti fa arrabbiare di Paola. Quando gli dici di fare una cosa non la vuole fare, quello mi fa incavolare. Vabbè, non è che possiamo dare lì, magari- dettare legge. Pure che è sbagliato, tu ci dici guarda magari fai così, niente, deve essere di testa sua. Questa Tu è una devi capire che piccola- le donne hanno sempre tutte così, ragione, sì, le donne per hanno definizione. Per arrivare in fondo a quello che loro si sono proposti di fare. Non ricordate? Maria facile! Sembra un po' il gioco, cioè la turca quando uno va in bagno, però in miniatura, quindi tu stai facendo il tuo bisogno e devi centrare il buco, tipo ti devi impegnare per centrare il buco. Bravo, bravo, scusate se qualcuno stava cenando. 3, 2, 1, go! Vai Paolo! Ecco signore e signori, vediamo Paolo che sta sperimentando una nuova posizione. Questa posizione non la vedete neanche nel libro del Kama Sutra, signori. Non ci possiamo lamentare, cerchiamo sempre di fare sempre serate nuove, feste tipo Jack Daniels, Ceres, cerchiamo sempre di essere in movimento, va, di non fermarci mai, live. Ecco, sembra lì che di tarzanelle che... Oh, guardate, ecco, quella, peggio della caviglia, ecco, sta giocando a fare i preliminari. Siete tutti qua, sicuri? Alzi la mano, Gabriele, sei presente? Alzi la mano Paolo, Chiara, Silvia, Domenico, Claudio, Bruno e Giuseppe. Ok. Stiamo vedendo nelle immagini che abbiamo fatto questa sera un sacco di giochi con i ragazzi e si sono divertiti un casino. Tu eri in console questa sera, quindi fai anche il DJ oltre ad essere il proprietario del Déjà Vu. Sì, il sabato mi dedico alla musica. Salute Ceres! Salute Senza Ceres. cappellino! Ceres c'è! 3, 2, 1, via! C'è Esther che non vede l'ora di tirare il pisellino pure lei! Vai Mari! Vai Mari! Vai Mari! Come potete vedere
Però lui è più bravo a ciucciare piselli. Vediamo, la signora è già partita con un pisello, vediamo, ecco, lui è arrivato a 2 pisellini. Mi dispiace per il marito, però non mi sembra tanto esperto. Allora, ci puoi dire qualcosa su Fabio? Una curiosità. Fabio. Che fa di tutto e non è mai libero, questo posso dire. Non è mai libero e non va bene, Fabio. Guarda che quando le ragazze poi si arrabbiano. Sì, infatti. Dove vuoi essere portata? Diciamolo a Fabio. Dai, 2 giorni di ferie e voglio andare a... No, al mare, semplicemente mare. Buono, complimenti Fabio, ottima scelta per la ragazza. Troppo. Ah, pensavo no, di mare, No, basta. Mare e relax. Ok, fortunato Fabio, va bene. Buon lavoro allora al Déjà Vu. Grazie. Complimenti per le insalate, fate insalate fantastiche. Sì, perché abbiamo prodotti proprio genuini, biologici, quindi sicuramente piacciono per questo. Chi lo ammazzi, sani, piglia. Mamma mia, prende tutti. Occhio, suggerisco, guarda che prende tutti quelli congelati a 3-3, quindi se ce l'hai congelati, piglia. Sì, chi da sane, sì, piglia. Mamma mia, impressionante. Ma neanche in un film ho visto una donna che ne prende 4. Paola, gli ho chiesto se avessi 2 giorni liberi, dove vorresti essere portata? Sai cosa mi ha detto? Dimmelo tu. 2 giorni liberi? 2 giorni liberi, voglio andare a mare. Sicuro? Sì, a mare. È il suo più grande desiderio, secondo te? Dopo che l'estate è sacrificata qui, in vacanza sicuramente. Sì, ma voglio andare... Dove? In Grecia, che ne so. E io pensavo che lei volesse di più, invece mi ha detto no, al mare, semplicemente al mare. Poi effettivamente noi ragazza fortunata che ti richiede soltanto un giorno al mare. È una ragazza molto sensibile, disponibile, qualsiasi cosa gli chiedi, dice ho bisogno, aiutami a fare questo subito, e poi molto sincera, una bravissima ragazza. Complimenti Fabio Lapaglia, noi lo salutiamo, gli auguriamo un buon lavoro, 1000 di quest'estate allora Fabio. Ok, grazie. Ciao. Ci vediamo presto in TV. Riassunto in 4 parole. Spettacolo. Sa benissimo quello che la sua donna vuole, ecco, sì, la conosce bene ed è... Questo è un posto abbastanza... mi mancano le parole. È un posto assolutamente. Dicevamo, qualcosa su Paola, dimmi qualcosa, quello che pensi, la prima cosa che ti viene in mente. La prima cosa che ti viene in mente la prima cosa che ti viene in mente pensando a Paola. Ciao Paola. Ciao Paola, ciao Omar. Ciao Fabio. Alla prossima. Sì, ciao. Ci vediamo nel fuori onda.